della provincia Antonio Pastorello, l'assessore regionale Massimo Giorgetti, l'assessore provinciale Matteo Bragalini. Poi abbiamo molti sindaci. Inizio con la signora Conte, sindaco di Bigasio, il nostro Bellini di Concamarese, il sindaco Marconcini Cerere, il sindaco Pavano Mangiani, il sindaco di Ganzo Negrini, c'era il sindaco di Legnano Bellini, venuto da via Tolentini, il sindaco di Piano Montagnone, il vice sindaco di Alvareto Savoia e mi pare di aver detto tutti, spero di non averlo dimenticato, il vice sindaco di Terrazzo di Miele, c'è il presidente di Apple Veronese proprio, il colonnello Carancini, comandante della caserma del reggimento, giusto? Genio, guastatore, fondo e Tirinario. Poi saluto tutti i commissari, li ringrazio, ci sono tanti visi noti, se dovessi ringraziarli tutti saremmo qua fuori, quindi perdonatemi, vi ringrazio a minuto. 22esima edizione della Festa del Toro è un appuntamento importante per noi, quest'anno è ancora più importante perché cerchiamo di rilanciare questo evento che negli ultimi anni ha avuto un certo cambio. E la grande soddisfazione mia è stata quella di vedere tutto il paese riunirsi con il comitato del Toro per dare una mano. Innanzitutto la Proloco, con il suo presidente Michele Chiaramonte e il segretario Daniela Piccardi, e un grandissimo rientro di coloro che avevano gestito la fiera e che poi, come ben sapete, è stata sospesa negli ultimi anni e che sono rientrati entusiasticamente a lavorare con noi, intendo dire la signorina Letizia Monente e Maurizio Federico Giraini. In poco tempo, veramente nel giro di un mese, sono stati venduti tutti gli spazi esterni e interni. Avere quindi di nuovo la Festa del Toro come era una volta, un'area di circa 10.000 metri quadrati, dei quali 5.000 coperte, con di nuovo la fiera, con 10 serate di spettacoli che stanno diversificati per andare incontro a una platea eterogenea, quindi da spettacoli per giovanissimi a spettacoli di indubbio valore per i giovani e i nomadi, a serate di liscio, a serate a tema, studiate da chi ci porta avanti da anni il concorso Zinetti del professor Cailotto, 2 serate, una per il tango e una per il flamenco. Lo ricordo che ero ragazzo, il cantante di Ettore Edoardo Vianello, sapere che tutte queste novità hanno fatto sì che l'interesse intorno alla nostra manifestazione si riaccendesse. E in questo devo dare atto che Mario Berardo, presidente del comitato Festa del Toro, è stato il primo ad accogliere la nostra collaborazione e vedere di nuovo attorno alla nostra fiera, alla nostra festa, tutte le associazioni di volontariato presenti nel territorio che negli anni passati per vari motivi si erano staccate progressivamente, ora sono tornate tutte, è veramente la festa di San Miguel. Oggi chi ha letto l'Arena probabilmente si è fatto un'idea sbagliata su di me, perché c'è scritto che l'amministrazione comunale è il matador. Il matador di solito uccide il toro e a volte capita diverso, diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi il matador è chi uccide il toro. Invece io direi che noi siamo qui per farlo risorgere il toro, per farlo rivivere e sperare che prosegua nei prossimi anni con successo. Un accenno a 3 persone più che questa sera mi fa molto piacere avere assieme a tutti voi qui. Abbiamo innanzitutto 2 persone che rappresenteranno a Roma la bassa e Verona, ma direi più la bassa perché Matteo Bragantini mi risulta che per motivi di cuore si sia trasferito nel nostro territorio, mentre Alessandro Montagnoli lo è. Entrambi sono deputati, io credo che un applauso per entrambi sia doveroso. Sapete che si canta e quindi mi sento molto
vicino a questo animale, anche per la cociutaggine e la testatura che ci vuole perché fare gli amministratori locali è durissimo, è molto più facile fare gli assessori regionali, è facile fare i deputati, è difficilissimo fare bene il sindaco, perché il sindaco è una persona che si confronta con i problemi di tutti i giorni. E quindi permettetemi di fare un complimento a Mario Mattioli, il vostro sindaco, a tutti i suoi collaboratori e a tutta la squadra e la comunità di San Guidetto per le ottime cose che siete riusciti a fare. Perché se è vero che sicuramente è stato possibile dare una mano anche in termini economici, come diceva il vostro sindaco, il comune di San Guidetto, se qualcuno non ha i progetti e non sa dove andare, è sicuro che nessuno è in grado di aiutare chi non chiede, chi non si muove e chi soprattutto non ha idee. Quindi bravi voi e complimenti. Onorevole è da 4 anni che vengo molto spesso per il premio di Gaetano Zenetti, che ho sempre sostenuto, mi è sempre piaciuto per l'idea e per la qualità, sta migliorando. Questa vita è la saga del toro, è venuto l'anno scorso con la Letrano, adesso come ricordo, mi era già piaciuta perché avevo avuto un'iniziativa differente dalle solite.